Buonasera amici di Fandere, benvenuti qui al campo il 23, dove per la 13ª giornata della Serie A Lega Calcio 8 il Gem Fitness ospita un Peperino in rampa di lancio, in grande spolvero dopo 4 vittorie consecutive. Nicolas! Restivo il pallone che rimane lì, attenzione, la conclusione, un'ottima combinazione qui del Gem Calcio 8 che sblocca il match dopo soli 2 minuti di gioco. 1-0 il risultato. Primo calcio d'angolo della gara per il Peperino, il pallone sul secondo palo, attenzione al tiro al volo e la respinta del portiere avversario sulla conclusione di Aurelio. Deve essere laterale battuta ora. Tonetto chiede la palla, la riceve, può liberare il sinistro, il numero 6, la respinta del portiere avversario. Si sceglie l'appoggio per Tonetto, lo scarico centrale, Parisi ha spazio, si gira e tenta direttamente il tiro in porta. Caruso, attenzione, ha spazio per il tiro, va con il sinistro e il portiere avversario si allunga e gli nega la gioia del gol. Festivo, la percussione, poi l'apertura sulla fascia destra, arriva il cross e poi il tiro direttamente in porta di Parisi. Da un'azione di ripartenza il Gem trova il gol del raddoppio, ottima azione corale, poi la rete di Parisi, 2-0. Attenzione a Parisi, il tiro direttamente in porta e la respinta di De Eugenio. Tutto pronto per il calcio di punizione, arriva il sinistro potente sul palo più lontano, dove non può nulla il portiere avversario. A tempo ormai scaduto segna Giandonato, accorciando il risultato 2-1 ora. Momento della gara, ancora la squadra biancorossi in avanti, attenzione al pallone, il messo in mezzo e a porta sguarnita, segna questa volta Aurelio, non perdona Peperino che agguanta il pareggio quando sono 3 minuti di questa ripresa, 2-2 il risultato. L'ottima apertura di Giandonato a far correre un compagno, arriva il tiro, la respinta, il pallone rimane lì, attenzione! E arriva il gol del sorpasso del Peperino quando sono 17 minuti sul cronometro. Da una rapida ripartenza trova il gol del 3-2, Giandonato sull'uomo. Vibra però 3 volte il fischietto del direttore di gara. Al termine di una gara combattuta il Peperino strappa in rimonta da 2-0 a 3-2, 3 punti preziosissimi, continuando la propria serie positiva, volando a 5 vittorie consecutive e 16 punti in classifica.